Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Annunciamo un'allerta è prevista nel corso dei prossimi giorni sull'Emilia Romagna e le Marche per forti piogge anche persistenti per l'avvicinamento di questo vortice di bassa pressione soprannominato Boris dai centri europei, che porta a condizioni di forte maltempo sull'Europa centrale, soprattutto tra l'Austria e la Polonia, e tornerà nei prossimi giorni verso i pressi dell'Italia, ma in questo caso con venti al contrario, non più da sud-ovest, con l'allontanamento di tale vortice che ha portato maltempo nei scorsi giorni, ma con l'inversione dei correnti di Bora che torneranno a spingere la perturbazione. Questi valori termici previsti nel corso dei prossimi giorni. Martedì avremo dei valori termici tra i 19 e i 22 gradi al nord, anche sotto i 24 gradi al centro-sud, un po' più in alto invece sulla Sardegna e sulla Sicilia. Si rialzeranno però le temperature nel corso della giornata di mercoledì, invece sui settori del sud e della Sicilia, con valori fino a 27 gradi sull'isola e fino a 26 gradi sulle regioni meridionali. Si rialzeranno leggermente anche sulle regioni settentrionali, rimarranno ancora tra i 19 e i 21 gradi sull'Emilia e il Molise per la persistenza delle piogge. Infatti notiamo da questa grafica come un vortice situato sul Mediterraneo centrale porterà della forte instabilità che nelle prossime 24 ore si concentrerà soprattutto sulle regioni come la Emilia Romagna, a rischio le Marche, l'Abruzzo e l'estremo sud. La giornata di martedì instabilità diffusa al centro-sud e sull'Emilia Romagna, con piogge e rovesci diffusi anche a sfondo temporalesco soprattutto lungo le coste della Romagna e sulla bassa Emilia. Qualche pioggia avremo anche sul resto del nord, ma in prevalenza sarà meno diffusa, solamente qualche nube sparsa. Più aperture si verificheranno sulle regioni del nord-est e sulle Alpi, invece qualche pioggia un po' più insistente potrà agire sull'estremo nord-ovest. Temperature in netto calo, ovviamente venti moderati e la rotazione ciclonica per questo minimo depressionario. E nella giornata di mercoledì queste correnti fresche e instabili continueranno a spingere da est per alimentare ancora di più il vortice di bassa pressione, che continuerà ad agire sempre sul Mar Tirreno, sul Mediterraneo centrale e sull'Italia per portare ancora forti temporali e una moderata instabilità anche al centro-sud e sull'Emilia Romagna, sempre con piogge e temporali localmente intensi e persistenti sull'Emilia Romagna e oltre sulla Romagna anche sulle Marche, specie quella orientale. Qualche pioggia anche tra la Liguria e il Basso Piemonte, ma si tratteranno di fenomeni veramente sporadici e poco significativi. Sul resto del nord avremo invece nubi irregolari con fenomeni in prevalenza poco incisivi. Temperature che saranno in lieve aumento al sud, come abbiamo visto prima, e sempre venti moderati di rotazione ciclonica. Tale configurazione è data appunto dall'anomalia degli anticicloni disposti sul nord Europa, che condizionano il tempo sul Mediterraneo, portando temporali sparsi su gran parte del Mediterraneo per la spinta di queste correnti fresche da est che alimentano il vortice depressionario sul Mediterraneo, portando comunque, ricordiamo, fenomeni isolati. Si tratteranno di episodi di maltempo più concentrati appunto sull'Emilia Romagna e le Marche, per una convergenza delle correnti di Bora e le correnti da sud che alimenteranno quindi la persistenza di fenomeni piovosi anche intensi, apportando poi accumuli pluviometrici, pensate, addirittura oltre i 100 mm. Andremo a vederlo dopo, perché adesso in questa grafica mostriamo le precipitazioni previste nel corso delle ore mattutine di martedì, con il transito di qualche piovasco sulle regioni del nord, come abbiamo visto, e poi nel corso del pomeriggio si alimenterà della instabilità anche sulla Campania, sul Molise e anche sulla Puglia, per rovesci e temporali che poi si concentreranno entro la serata lungo il Mar Adriatico e quello Ionico, apportando delle precipitazioni anche intense nel corso della nottata e della mattinata. Qualche precipitazione si concentrerà comunque debole sull'Alta Toscana e sulla Liguria nelle prime ore del pomeriggio, e qualche piovasco potrà interessare anche le coste della Sardegna, così come anche la Sardegna orientale. Possibilità di precipitazioni intense e persistenza di piogge invece, come abbiamo visto, sempre sull'Emilia Romagna e sulle Marche centro-orientali soprattutto, e anche sull'Abruzzo. Le precipitazioni nella serata di mercoledì continueranno a concentrarsi sull'Emilia Romagna, sulle Marche e anche possibili sul Basso Veneto. Condizioni di instabilità poi nella giornata di giovedì, tra il pomeriggio e la serata, che si concentreranno soprattutto sull'Appennino centrale, anche sul Lazio, e con la possibile risalita di un fronte umido dal Nord Africa diretto verso la Sicilia, che potrà portare delle condizioni di forte maltempo nella giornata di venerdì. Possibilità quindi tra giovedì e venerdì della risalita di questo fronte umido carico di temporali e rovesci
Bresci, che porterà quindi della forte instabilità nella giornata di venerdì sulla Sicilia. Ovviamente da confermare. Intanto temporali sparsi agiscono anche per la formazione di un minimo sul Portogallo per portare dei temporali su ovest della Spagna. Purtroppo il nord non risentirà poi dalla giornata di giovedì in poi a rischio di precipitazioni solamente sempre l'Emilia Romagna, le Marche e il versante adriatico. Come osserviamo dalla mappa degli accumuli, non tutte le regioni del centro-sud favoriranno di precipitazioni e infatti si nota come anche la Sicilia riceverà pochi accumuli, se non qualche accumulo maggiore lungo le coste della Sicilia settentrionale e lungo le coste della Calabria ionica e quella tirrenica, e con accumuli di pioggia anche oltre 20 mm lungo le coste della Campania e sulle zone meridionali della Puglia. Gli accumuli più rilevanti si concentrano fino alla giornata di giovedì sera, ricordiamo, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle Marche. Qui la possibilità di criticità idrologica rimane molto elevata, infatti è stata emessa un'allerta rossa per la possibilità, per il rischio di criticità idrogeologica, quindi il rischio di allagamenti, di episodi frane, quindi insomma una criticità che rimane elevata per la persistenza delle piogge, e con la possibilità di temporali a tratti che continueranno a interessare durante le ore pomeridiane, in modo particolare nella giornata di martedì e poi quella di mercoledì sulle zone meridionali. Soprattutto, come vediamo, nelle aree in arancione il rischio di temporali rimane piuttosto elevato e sulle aree in giallo solamente la possibilità di brevi isolati piovaschi, ma davvero nulla di significativo. Il nord rimarrà veramente ai margini del peggioramento, il ciclone stazionerà sulle aree del centro e del sud. Quindi attenzione sulla Romagna e sulle Marche centro-orientali nel corso dei prossimi giorni. Vi rimando ai prossimi aggiornamenti meteo. Seguiteci sempre.